Buongiorno a tutti ragazzi, come potete vedere molti di voi già lo stanno vedendo come me, è arrivato proprio questo profondo ciclone mediterraneo ragazzi che sta influenzando molte aree del nostro paese, quindi davvero sta facendo fase di maltempo accompagnate a tratti da piogge davvero eccezionali. Quindi questo di 12 novembre 2019 sarà davvero, come ho scritto nel video, nel titolo, una giornata da incubo per molte regioni. In effetti partiamo dalla Calabria, dalla Basilicata, dalla Puglia. Su queste zone si potrà, diciamo, ci sarà un elevato rischio di nubifragi e conseguenze allagamenti, nonché rischi idrogeologici. Quindi massima attenzione ragazzi, sempre gli occhi aperti perché non si può mai sapere, come sempre dico io. Col passare delle ore ci saranno anche forti precipitazioni sul Salento, quindi si attenua sulla Calabria e sulla Basilicata, però continua sul resto del sud, centro e nord-est. Ma attenzione ragazzi, nel pomeriggio, quando una nuova intensificazione sarà presente sulla Sicilia meridionale e l'area tirrenica del centro, specie quella diciamo della Toscana, eh, la fascia meridionale della Toscana e in seguito poi il Lazio, con forte rischio diciamo di nubifragi diciamo anche a Roma, Roma città. Quindi nel pomeriggio ci sarà l'Emilia e Romagna, gran parte del Triveneto, diciamo ragazzi un po' dappertutto, come potete vedere anche da questa immagine ragazzi, questa qui per questa foto che adesso ho scattato da satellite è quella di ora, quindi in questo momento è così, ma poi nel pomeriggio peggiorerà. Ci saranno forti e abbondate nevicate sull'area dolomitica anche se a quote diciamo abbastanza diciamo altine, mareggiate su tutte le coste, quindi non avvicinatevi al mare per nessun motivo, sia sul Tirreno che sull'Adriatico, quindi evitate proprio di fare questa cosa, di andare con l'auto vicino al molo a vedere il mare, perché ragazzi un'onda vi può prendere e vi butta a mare e non ci stanno santi lì. Quindi evitate, non fate come al solito che per vedere un po' di maltempo, un mare un po' agitato con l'auto, decidiate di sera di andare lì a guardare il mare, perché il mare, come ho sempre detto, anzi come dicono qua al sud Italia, né per cielo né per mare ci stanno taverne, cioè significa che né per cielo né per mare ti puoi aggrappare a qualche cosa perché non ci sta dove aggrapparsi, non ci stanno taverne, cioè non hai rifugio, quindi evitate questa cosa. Quindi ragazzi, poi man mano vedremo come andrà la situazione perché secondo, no, no, secondo me, perché non è che lo dico io, secondo le previsioni sarà una settimana all'insegna delle forti precipitazioni, quindi non è che lo dico io, ma lo dice il satellite meteo, sia italiani, esteri, americani, di tutte le nazioni. Ho provato a guardare un po' dappertutto come faccio di solito per vedere che cosa dicono gli altri, che cosa dicono i nostri, così faccio un paragone più o meno, poi vedo il mio, o quello lì che ho comprato e tutti quanti dicono la stessa cosa, quindi sono concordi su questa settimana all'insegna della pioggia sull'Italia, quindi massima attenzione, quindi se vedete che le cose si mettono male cercate di non uscire quando vedete che davvero piove forte forte perché la macchina ragazzi se la porta, ve lo dice uno che ci è capitato, ho detto già un sacco di volte che una volta si è allegata alla strada, la macchina ragazzi col freno a mano, con la prima inserita e incominciate a galleggiare, quindi vi dico tutto. Fortunatamente io già avevo pensato di scendere e siamo andati via. Ci siamo messi su una salita e la macchina è andata via. Non si è fatto molto, diciamo, danni, però se stavamo noi dentro ci facevamo male noi, quindi se vedete qualche cosa di scendete dall'auto e lasciatela lì. Pensate a salvarvi voi, quindi
molte persone ho visto, lo dico perché molte persone ho visto nei video che pure io vedo su YouTube, sulle cronache, vedo che le persone incominciano a salire l'acqua, stanno nella macchina e cercano di camminare, poi a un certo punto vengono travolti dall'acqua e io penso in testa a me, no, ma perché non sei sceso e te ne sei andato? E poi giustamente sapete già come finisce, no? Cioè la gente cerca di salvare l'auto, pensate alla vostra salute ragazzi, quindi in caso vi trovate in queste cose, la prima cosa da fare è scendere dall'auto e trovare un rifugio. Salite su un albero, salite su qualche panchina, salite su qualche muretto. No, nulla, stavo spiegando ai ragazzi che non devono andare vicino alla costa a guardare il mare, perché ho detto il mare basta un'onda e vi porta a mare. Stavo spiegando che se si trovano in qualche luogo dove l'acqua sta arrivando, si sta salendo da, diciamo, da terra, sta entrando in auto, devono scendere e lasciare l'auto lì. Perché ho detto è successo pure a me che mi sono trovato in una discesa dove l'acqua stava scendendo violentemente. Io ho detto vicino a mia mamma, vicino alla mia ex, di scendere e di andare su una parte più alta. La macchina dopo 5 minuti se l'ha portata questa corrente di acqua, diciamo, di pioggia. Quindi ho detto, se vedete la situazione così, ragazzi, non provate a fare come ho visto tanti video dove la gente cerca di camminare con l'auto nell'acqua, cerca, e poi all'improvviso viene travolta dall'acqua. Quindi ho detto, scendete e rimanete l'auto lì, non ve ne importate. Ciao Nicolas. Quindi quello dicevo, di non andare né vicino al mare, alla costa, e se vedono, diciamo, questa cosa, di scendere dall'auto. Molti cercano di salvare l'auto e poi non salvano se stessi, quindi quello dico, lascia l'auto e va via. Quello stavo spiegando, Nicolas, mi raccomando, non uscire, stai a casa. Fai bene, stai a casa, non muoverti. Come ho detto, se stai in auto e vedi che arriva acqua, lascia l'auto e va a piedi e mettiti su una salita, una panchina, qualcosa di alto comunque. Quindi evitate di fare tutte queste cose perché ragazzi al 100% finisce sempre male. E quello stavo spiegando in questo video che è così ragazzi, mi è capitato pure a me, fortunatamente io ho lasciato l'auto, ho detto scendiamo e siamo saliti su un muretto molto alto. Ho dato una mano a mia mamma, me lei sono salito pure io, abbiamo visto la mia auto, ragazzi, proprio se l'ha portata proprio. Quindi se stavamo lì dentro facevamo la fine dei sorci, come diciamo noi, proprio dei topi. Morivamo chiusi in quell'auto, quindi ho detto lasciate l'auto, se potete evitate di uscire quando fa forte pioggia, quindi se potete evitate. Se poi dovete andare a lavorare, altre cose, allora vabbè, cambia. Però sempre massima attenzione. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo più tardi per un aggiornamento. Quindi la situazione attuale del meteo è questa qui. Come vedete adesso questa, la Sardegna ragazzi, vedete è proprio piena piena piena, come potete vedere. Si salva solo questa partina a sinistra, ma poi l'ha presa quasi in piena. La Sicilia è tutta presa, la punta della, diciamo, tutta la Puglia, lato Adriatico è tutto rosso proprio, allerta rossa. Poi ci sta il Friuli Venezia Giulia, Torino, Torino non tanto, solo Lombardia. Poi ci sta il Triveneto, poi ci sta il Friuli Venezia Giulia, diciamo, però in giornata peggiora su tutta l'Italia, quindi poi sarà una cosa globale, non solo questo che avete visto mo, perché sarà anche su Roma e sulla Toscana. Vabbè ragazzi, ci sentiamo a dopo e buona giornata a tutti, quindi fate sempre attenzione ragazzi.